Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. No, scusate, io apro una polemica in diretta perché io non permetto a Lorenzo Viviani di dire davanti a un pezzo immortale come questo che gli viene da vomitare. Vergognati, ti devi vergognare. Non mi dare questo peso addosso. Vergognati. Vergogna. Che cacchio. Non saremo mai un paese civile fino a quando tu dirai queste cose. Ma no, a parte che era fuori onda, però siamo al trash più completo, guarda, è terrificante, anche perché devi pensare che per me San Valentino è già qualcosa che non sopporto. Penso di aver mai fatto un regalo di San Valentino. Forse ho fatto, lo dico già, e lo dico perché non mi sentirà, a una mia compagna delle elementari, in quarta elementare, un cuore di cioccolato. Oddio. Che mi vergognavo anche a darlo perché ero segretamente innamorato di lei e lei non mi guardava neanche di striscio, non mi guardava neanche di striscio, non mi ha mai guardato di striscio. Poi non ho mai festeggiato San Valentino, forse sono stato traumatizzato da quella cosa lì. Poi ho incontrato mia moglie che è genovese, proprio doc, e quindi beh, ma ti spendi delle palanche per San Valentino, ti è scemo? E quindi praticamente non spendo niente, quindi sono a risparmio. Queste feste consumistiche del segno del consumismo, della globalizzazione degli affetti, della commercializzazione degli affetti, non le faccio. Bene, non spendo delle palanche. Vabbè, io non ho parole. Buonasera allo chef Alessandro Circiello. Buonasera, chef. Buonasera chef. A voi. Scusi, allora, purtroppo qua abbiamo toccato delle vette francamente esecrabili. Allora, intanto come sta, chef? Come vanno le cose? Tutto bene. Ecco. Allora, chef, dato che ormai purtroppo devi adeguarti al tenore della puntata, vabbè, è una puntata che abbiamo dato anche delle informazioni di un certo livello, però poi cadiamo ora nel commerciale. Domani è il 14, San Valentino, per fare un po', facciamo la pubblicità del bacio, no? No, senza scherzare, però cosa ci consigli come chef? Cadiamo un po' nella commercializzazione, però con una puntina, perdonami Ale, di anche tradizione, prodotti italiani, cioè utilizziamolo per far passare anche un messaggio, il nostro solito messaggio di mangiare prodotti di qualità, prodotti italiani e ricercare qualche anche ricetta, magari rielaborata, ma che arriva dalla nostra tradizione. Con grande piacere. Vabbè, ho un'idea di un primo piatto. Allora, dei cuori di ravioli, quindi una pasta all'uovo fatta a forma di cuore, rossa, con all'interno della burrata e servita su una crema di zucca. Come si prepara? Allora si prepara una pasta all'uovo classica e all'interno mettiamo delle rape rosse bollite e frullate, in modo da ottenere questa pasta all'uovo di colore intenso rossa. Poi la stendiamo nella maniera classica e tradizionale, la tagliamo a cuore con i classici stampini di alluminio, quindi facciamo una serie di cuori della grandezza
che preferiamo. E all'interno mettiamo della ricotta mantecata con un po' di erba aromatiche, del timo, del basilico, della maggiorana, quello che preferite. La chiudiamo bene, quindi tutti, e la creiamo a forma di cuore. Dopodiché la andiamo a cuocere in acqua bollente e serviamo questi cuori rossi con il ripieno di ricotta ed erba aromatiche su una crema di zucca, quindi della zucca cotta in forno perché rimane più saporita, si prende soltanto la polpa interna e si va ad emulsionare con dell'olio extravergine di oliva italiano. E per impiattare quindi mettiamo nella base del piatto questo fondo di crema di zucca, mettiamo questi ravioli a forma di cuore rosso intenso e poi andiamo a ultimare con un po' di parmigiano, a scaglie stagionato, delle erbe aromatiche, anche del tartufo, adesso c'è ancora un po' di stagione, quindi tutti ingredienti per andare a impreziosire questi ravioli, questi cuori rossi. Pronto? Sì, ti sentiamo, Sì, ti sì, sentiamo. stiamo Pronto? ascoltando, perfetto, Stavo prego. ascoltando, eravamo con l'acquolina in bocca, in religioso silenzio. Bene, che Vai. grande, che piacere. E poi potremmo andare a impreziosire questo piatto, se qualcuno di voi è romantico, con dei petali di rose rosse biologici, perché le rose rosse biologiche, non trattate ovviamente, sono addirittura Certo. fiori edibili, un po' come i fiorielli, sono fiori commestibili. L'importante è acquistare quelle biologiche edibili, Certo. non quelle che compriamo al volo al Quelle da fioraio fioraio, per certo. fare bella figura Certo. domani sera. Bene, 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 ma guarda, mi hai fatto già passare, io San Valentino, devo dire la verità, l'ho detto dall'inizio della puntata, ce l'ho sullo stomaco, ma così, diciamo, me l'hai fatto digerire bene, anzi, diciamo che è da digerire ancora. Tanta roba così San Valentino, caro Alessandro, però passiamo a un altro tema, così spoiler una cosa che mi hai detto quando ci siamo sentiti oggi, perché siamo in clima di gareggi, no? Di Olimpiadi, di gare internazionali, ma in quel di Rimini, tu domenica sarai in quel di Rimini, quindi il giorno dopo di San Valentino, perché c'è un campionato. Raccontaci un po' di questo campionato. Sì, domenica alla Fiera di Rimini iniziano i campionati della cucina italiana, esatto, un'iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi, che iniziano domenica, quindi ci saranno ogni giorno per 3 giorni migliaia di cuochi che arrivano da tutta Europa, quindi che si cimenteranno in competizioni di cucina calda, fredda, antipasti, primi, secondi, dolci, cibo da strada, no? Il famoso street food che l'Italia in ogni comune ha le sue radici, i suoi prodotti tipici del territorio. E domenica tra l'altro abbiamo anche una parentesi con i ragazzi speciali, quindi tanti ragazzi speciali degli istituti alberghieri di Stato che realizzeranno dei piatti particolari, quindi dedicati agli antipasti, ai primi e ai secondi, quindi un momento diverso e prenderà parte quindi alla nostra iniziativa domenica anche il ministro della disabilità Alessandra Locatelli, che sarà con noi proprio per stare vicino a questi ragazzi speciali che frequentano le scuole alberghiere un po' di tutta Italia. Tra parentesi, la cucina, devo dire la verità, è diventato un modo per avvicinare i ragazzi, per parlare a diversi mondi, per l'inclusività, perché devo dire che è diventato qualcosa in cui anche i ragazzi che magari, insomma, non riescono invece con la cucina ho visto ad esempio un'associazione meravigliosa e poi ti chiamerò così verrai a trovarla sul territorio, che è Luna Blu, legata ai ragazzi autistici comunque, e devo dire che danno delle soddisfazioni enormi e sono diventato un sinonimo di eccellenza del territorio. La cosa meravigliosa è che coniugando prodotti tipici, il loro lavoro fatto veramente con un amore che forse tanti altri cuochi, ora non voglio dire un'eresia, magari mettono meno, questi ragazzi veramente mettono tutto loro stesso in quello che fanno e sono diventati un'eccellenza enorme per il territorio. Quindi mi piacciono tantissimo queste iniziative perché veramente vanno in una direzione insomma, che è quella da perseguire, ma perché diciamo è il futuro anche di persone che magari sembrava incerto, invece gli si dà un percorso di vita davanti, che non si termina con la scuola, ma prosegue dandogli questa attività ed è una cosa meravigliosa. Scusami Ale se ho divagato su questa cosa qua, ma mi piace da morire quando sento queste iniziative. No, è vero, è molto importante il tema sociale perché non solo aiutiamo loro e aiutiamo anche l'economia locale, ma fanno delle cose buone dal punto di vista gastronomico. Nei scorsi Certo. mesi sono stato con il ministro Alessandro Locatelli alla sede UNESCO che è a Parigi, abbiamo fatto una
una cena prima della candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO, e lei ha coinvolto decine e decine di associazioni di tutela d'Italia, decine di associazioni con ragazzi che abbiamo assaggiato i biscotti di Frolla, la pizza di Pizza Out, quindi non solo dei ragazzi autistici di Pizza Out hanno fatto questa pizza, non solo abbiamo aiutato loro erano contentissimi, ma soprattutto dei prodotti di alta qualità. Quest'anno a Natale, ecco, ho regalato agli amici anche i biscotti di Frolla. Quindi abbiamo un prodotto buono, sano, italiano, e ovviamente facciamo anche del bene a qualcuno in questa occasione, hai perfettamente ragione. Bene, Ale, grazie anche della tua testimonianza. Ci sentiremo per Pasqua a grandi linee e grande, naturalmente, dopo le tue parole, ministro Locatelli, lo ricordiamo perché il suo impegno quotidiano sul tema della disabilità veramente è qualcosa cosa posso dire, Antonino? È un ministero che ha preso vita grazie al lavoro di Alessandro, viene a dire, perché se ne parla, si sente, forse un ministero che dovrebbe avere anche più fondi, un portafoglio maggiore, però insomma prima non si sentiva parlare così tanto, e soprattutto di questi tipi di iniziative che servono veramente a dare un futuro a delle persone che, guarda, rischiavano veramente di rimanere in casa parcheggiate paradossalmente, perché quando il grande terrore, poi Ale ti chiudo su questo discorso perché divaghiamo, il grande terrore dei genitori, magari sono anche iniziative che poi partono e sono state, diciamo, la scintilla è nata dai genitori, che vedevano il percorso scolastico come la fine, diciamo, di un percorso in cui lo Stato stava e dava una mano al proprio figlio. Invece queste iniziative, magari che sono nate proprio anche da genitori che sono messi insieme tutto, hanno creato un futuro per questi ragazzi, creando anche delle situazioni in cui diventano veramente eccellenze del territorio. Quindi, insomma, grande ministro, grande Alessandro, e in bocca al lupo per tutto. E quindi un salutone, portaci da parte nostra un grande saluto alla ministra Locatelli domenica. Un caro saluto e alla prossima ricetta, allora. Grazie, ciao Ale. Grazie ancora. E allora, Antonino, dopo tutto questo abbiamo fatto, guarda, un passaggio inaspettato che mi ha riempito un po' più di queste cose qua rispetto a San Valentino, che mi fa un po' venire l'allergia quando si parla di queste cose, devo dire la verità, entro più nelle mie corde. Anche perché ho degli esempi territoriali che mi fanno emozionare. Pensa, perché ora non volevo allungare il suo con Alessandro, pensa che io ho questa associazione territoriale, ora non voglio fare pubblicità, che nasce proprio da genitori. Ho portato questo esempio, che sono guardati negli occhi e hanno detto: ma dopo finito il percorso scolastico, mio figlio tutti i giorni andava a scuola, adesso cosa facciamo? E hanno creato una struttura che fanno pasta fresca, fanno dolci, hanno la ricettività, hanno la ristorazione, hanno le camere e vengono scelti perché è un posto dove c'è un'accoglienza speciale. I ragazzi si impegnano, lavorano. Guarda, è una cosa che ti riempie il cuore, perché non è solo diventa un'occupazione, ma sono anche bravi, sono maledettamente bravi. Quindi quando verrai a Spezia ci porterò a mangiare. Molto volentieri, guarda, mi fa molto piacere. Quindi, bene. Senti, allora, noi per questa sera chiudiamo qua, che sono già le 18:29, e così... Assolutamente sì. Senti, facciamo che allora io aspetto la tua chiamata in modo tale che prendo il treno e vengo giù. Sì, anche perché abbiamo da finire tante cose. Tu stai attento perché hai un po' troppe spasimanti e questo San Valentino potrebbe fare tana da Antonino. Stai allora, attento, tu Antonino. E quella gentile fanciulla, nonché stimata professionista che è lì in regia, che mi mette Careless Whisper di George Michael, ecco. Tu e quella gentile collega, ecco, siete due commari, ve lo dico pubblicamente. Parla Natalia, spoiler! Gli Antonino Files, cosa arrivano i messaggi che arrivano su Antonino? Sì, vai! Sì. No, segreto professionale, segreto professionale. Va bene, vi saluto, ci sentiamo il prossimo venerdì. Ciao a tutti e buon San Valentino, anche se non ci credo troppo, ma buon San Valentino. Ciao a tutti, che Cupido sia con voi. Ciao. Amen. Adesso noi andiamo in pace, sì, andiamo in pausa, dopodiché pubblicità e poi niente, abbiamo qui Parlamento con l'onorevole Eugenio Zoffi, a tra poco. Radio Libertà,
Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:33 minuti e 14 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1133 di Chilometro Zoom. Grazie come sempre perché siete con noi e in particolare, insomma, noi adesso tra poco dovremmo avere l'onorevole Eugenio Zoffili, parleremo di Ucraina. Nel frattempo vi do un po' di notizie direttamente dall'ANSA, Milano Cortina. Moioli, bronzo nello snowboard cross, 18ª medaglia azzurra, l'oro è stato vinto dall'australiana Buff, argento per la ceca Adamčíková. L'azzurra commossa sul podio, collezione di medaglie completa, sono orgogliosa, non ci credevo quasi più, devastata dalla caduta, ma non muoio mai. Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Merz, Vance ha ragione, c'è un divario tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, l'ordine del dopoguerra non esiste più. Tra l'altro Monaco si blinda per i leader tra le tensioni Europa e USA. Andiamo avanti con il bimbo di Napoli, cui era stato impiantato un cuore danneggiato. Il bimbo di Napoli è il primo nella lista trapianti, lo dice la madre, ispettori dal Ministero e dalla Regione. La protesta, i sindacati confermano lo sciopero degli aerei, Salvini, precettiamo. Ebbene sì, andiamo a dare un'occhiata a questa notizia. Nel frattempo il Cremlino dice che 17 e 18 febbraio ci saranno i negoziati con l'Ucraina a Ginevra. Allora, Matteo Salvini ricorre alla precettazione per fermare gli scioperi nel settore aereo durante le Olimpiadi di Milano Cortina. L'incontro coi sindacati al Ministero dei Trasporti per scongiurare le agitazioni del 16 febbraio e 7 marzo prossimi si è chiuso con un nulla di fatto. Così il vice premier e ministro dei Trasporti, che non era presente al tavolo, ha deciso di passare dalle parole ai fatti dopo aver minacciato la precettazione nei giorni scorsi, quando le sigle sindacali avevano già confermato gli scioperi nonostante la richiesta al garante di rinviarli. Precettiamo per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi, per non danneggiare un'immagine di positività ed efficienza che l'Italia sta dando grazie al lavoro di tutti, afferma Salvini, sottolineando che è ciò che la Commissione di garanzia ci ha chiesto di fare e che la legge mi permette di fare, ossia garantire il diritto allo sciopero,
ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che 2 miliardi di persone stanno guardando. Il ministro fa quindi presente che si è impegnato con i sindacati a invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul piano nazionale degli aeroporti dopo la fine delle Paralimpiadi. Lo sciopero del 16 febbraio riguardava Ita Airways, EasyJet, Vueling, mentre quello del 7 marzo coinvolgeva l'ENAV di Roma. All'uscita dal Ministero di Porta Pia, Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGLTA, AMPA, KNP, USB e CUB ribadiscono che gli scioperi sono stati proclamati e confermati a sostegno del rinnovo del contratto nazionale e di contratti aziendali scaduti da mesi. Abbiamo confermato gli scioperi perché le aziende non hanno posto condizioni per ritirarli, scandisce il coordinatore nazionale Filt CGL Fabrizio Buscito, invitando poi Salvini a utilizzare la stessa forza e gli stessi muscoli nei confronti delle aziende che non rinnovano i contratti scaduti da oltre un anno. Il segretario generale Will Trasporti, Marco Verzari, incalza: siamo stati costretti a confermare le ragioni dello sciopero che sono in piedi da oltre 20 mesi. Quindi sottolinea, ci accusano di essere irresponsabili, ma noi vogliamo dimostrare responsabilità verso le lavoratrici e i lavoratori che aspettano un legittimo rinnovo del contratto da troppo tempo. La stessa responsabilità dovrebbe dimostrarla il ministro Salvini, afferma Verzari. Il sindacato di base CUB Trasporti ha annunciato che valuterà l'impugnativa al TAR e rinvierà lo sciopero al 26 febbraio, data indicata dalla commissione di garanzia. Contro la decisione di Salvini scende in campo AVS. Facile prendersela con chi lavora, attacca il capogruppo di AVS nella commissione lavoro della Camera Franco Mari. Il ministro Salvini mette in atto la precettazione dello sciopero indetto nel settore del trasporto aereo con la scusa dei Giochi Olimpici, senza aver mosso un dito fino ad oggi nei confronti delle aziende che avrebbero dovuto rinnovare i contratti già da un paio d'anni, sottolinea il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. L'onorevole Zoffili non è raggiungibile, quindi mi sa che stasera salterà qui Parlamento. Intanto io porto avanti con la nostra trasmissione e allora buona gente, facciamo una bella cosa, noi andiamo avanti e ci ascoltiamo una gran canzone. Quale? Stefania Rotolo con Cocktail d'amore 1979. Vai pure Natalia. Io vengo sempre qui in discoteca per cercare qualche cosa da amare. La nazionalità non è così importante, crollo solamente se è un boom d'amante. Stai con me, con me, con me. Io voglio un incontro felice ed osservare tutto ciò che dice. Stai con me, con me, con me. È un cocktail d'amore con te. Un cocktail d'amore con chi mi può dare l'amore, può farmi soffrire e farmi morire se vuole. Un cocktail d'amore con te, un cocktail d'amore con chi mi rinfresca la mente. È tutto e niente, chissà se è importante o dura un istante.
con me, con me, con me. È un cocktail d'amore con te, è un cocktail d'amore con chi mi può dare l'amore, può farmi soffrire e farmi morire, morire se vuole. Un cocktail d'amore con te, un cocktail d'amore con chi mi rinfresca la mente. Dopo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18 e quasi 42 minuti in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete appena ascoltato la voce immortale di Stefania Rotolo, Cocktail d'amore del 1979. E un cocktail d'amore con te, un cocktail d'amore con chi mi rinfresca la mente, e tutto e niente, chissà se è importante o dura un istante. Alla fine degli anni 70 tutto questo faceva parte dell'armamentario delle storie d'amore, mentre invece ai giorni nostri, a parte che si è persa questa poesia, c'è un problema di fondo ed è un problema grave. Il problema arriva direttamente da Rai News, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, e il problema è che i ragazzi di oggi, uno su 4, sperimenta la possessività nel rapporto con il fidanzato, la fidanzata. E naturalmente questo crea dei problemi, perché i nostri ragazzi molto spesso sono soli davanti a queste relazioni, molto spesso le vivono anche attraverso strumenti virtuali e molto spesso si può finire anche vittime del bullismo online. Con chi ne ho parlato? E il gradito ritorno del professor Francesco Pira, sociologo, lui insegna presso l'Università di Messina, e l'ho beccato questo pomeriggio in quel di Osio Sopra, nella Bergamasca. Perché? Perché lui sta incontrando gli studenti e oggi incontrava i docenti, e in particolare vi voglio leggere insomma alcune cose che lui ha detto ai ragazzi. In particolare, recatosi appunto all'auditorium di San Zeno di Osio Sopra, ha incontrato i ragazzi di quarta, quinta elementare medie dell'istituto comprensivo del paese, introdotto dalla preside Rossana Rita Ricciardi, che ha sottolineato come il progetto contro bullismo e cyberbullismo riguardi tutta la rete educativa e che tutto questo si traduca in azioni informative concrete per i ragazzi. L'intervento di Pira è stato preceduto da quello del viceprefetto Giacomo Pintus, Silenia Fontana, dell'ufficio scolastico territoriale, i sindaci di Osio Sopra, Luca Colleoni, Levate, Paola Gazzi. Pira ha chiesto tra i ragazzi quanti usassero i social, quanti avessero visto da soli la serie Squid Games, quanti avessero già provato ad accedere al dark web e quanti giochino a GTA, ottenendo sempre le mani alzate nella stragrande maggioranza della platea. Ha poi però precisato che i social sono vietati sotto i 14 anni e che il videogioco GTA è addirittura vietato ai minori. Il sociologo ha poi parlato delle challenge, citando alcuni casi di ragazzi che hanno perso la vita. Riprendendo il contenuto dello striscione presente in sala, è facile fare il bullo, quelli veramente forti aiutano gli altri, e ha sottolineato che i bulli, una volta fermati, si mettono a piangere perché sono in realtà i più deboli. Ragazzi, noi abbiamo bisogno che voi cresciate bene. Le tecnologie sono importantissime, ma serve attenzione. I veri ricchi oggi sono quelli che hanno i nostri dati. Loro ci vogliono tutti omologati. Per questo, invece, siate in grado di rappresentare ciascuno qualcosa. E poi il resto ce lo siamo detto nel faccia a faccia, che, cara Natalia, ti prego adesso di mandare pure in onda con il professor Francesco Pira. Buon ascolto. Piacere di ritrovare l'amico sociologo e professor Francesco Pira, che torna tra noi, perché tra l'altro io lo becco quest'oggi all'Istituto Comprensivo di Osio Sopra, dove si parla di no al bullismo, cyberbullismo, costruire conoscenza nell'era dell'intelligenza artificiale e vincere la nuova sfida dell'educazione. Però domani è San Valentino e soprattutto qui una notizia che arriva dalla redazione di Rai News: adolescenti, 1 su 4 è vittima di atteggiamenti violenti in una relazione.
Che marcature stanno saltando qua con i nostri figli, professore? Ma sai, sta succedendo questo, cioè che è una società dove la violenza diventa attestazione di potere e probabilmente anche in una sorta di emulazione costante rispetto a video musicali, rispetto a serie televisive, rispetto al fatto che se vuoi qualcosa devi dimostrare che sei forte, che sei con la forza riesci a prenderti quello che ti serve. E credo che questo faccia saltare un po' anche tutto quello che può essere collegato, seppure penso che molti di noi hanno perplessità sul romanticismo che si può legare a una festa molto commerciale come San Valentino, no? Però io penso che diciamo la categoria dell'amore secondo me sta diventando molto altro. Per esempio quello che viene fuori anche da questa ricerca è l'idea che se io amo una persona, mi fidanzo con un ragazzo, con una ragazza, e questa ragazza se mi ama mi deve dare la sua password, così io posso controllare quello che fa. Ecco, questa idea di proprietà a me fa molto paura. È un'idea anche molto medievaleggiante. Senti, secondo il rapporto di Save the Children, a pagare il prezzo più alto in termini di rischi, rinunce e stigma, il 66% delle ragazze ha subito catcalling in strada, il 70% si sente in pericolo in strada, quasi la metà sceglie di non prendere mezzi pubblici la sera da sola. Ecco, ma il femminismo, quello vero, qual è? Ma guarda, a parte che insomma, secondo me in questo momento i sentimenti di paura che si manifestano attraverso l'ansia, gli attacchi di panico sono abbastanza frequenti. Poi questa ondata di violenza ultima, secondo me, soprattutto tra gli adolescenti, l'idea che si va a scuola con il coltello, cioè sta diventando veramente molto complessa la situazione. L'idea che io per entrare a scuola in un istituto superiore debba passare dal metal detector come se sto entrando in aeroporto o in una banca diventa davvero inquietante. Quindi, cioè, come facciamo a non chiederci come mai un ragazzo uccide perché c'è una foto taroccata con l'intelligenza artificiale? Come facciamo a non chiederci perché oggi tutti si portano dietro un coltello? Infatti. Diventa molto pressante questa situazione anche dal punto di vista psicologico, e quindi capisco perfettamente quello che succede. Tra l'altro stai parlando col docente il professore di un'università dove ci sono stati 2 casi di femminicidio, il secondo compiuto davanti alla fermata di un autobus tra 2 ragazzi che non avevano mai avuto rapporti, e quindi l'uccisione di Sara Campanella è qualcosa che ci lascia dentro un amaro incredibile, perché quando poi siamo entrati in aula e le mie studentesse mi dicevano: prof, è successo a lei ma poteva succedere a me, mi si stringeva il cuore, non sapevo nemmeno cosa dire. Ecco, le famiglie che responsabilità hanno in tutto questo? Ecco, la parola giusta è responsabilità. Io assisto molto a questa idea della deresponsabilizzazione, no? L'idea che la responsabilità è sempre di qualcun altro, c'è sempre questo scaricabarile. Ma la preoccupazione più grande, e ti ringrazio davvero per parlare di questi argomenti, è che c'è un altissimo indice suicidario da parte degli adolescenti. Adolescenti che non riescono più ad accettare la loro vita, che non sono felici, che non sono contenti, che a tutti i costi vogliono farla finita. Adolescenti che oggi decidono di far diventare ChatGPT lo psicoterapeuta. È qualcosa che davvero io vado spessissimo nelle scuole, anche adesso mi è beccato in una pausa di un corso di formazione con i docenti, ma stamattina ho incontrato ragazzi, ieri ho incontrato ragazzi, nelle ultime settimane ho incontrato tantissimi studenti delle scuole. Ti posso dire che quello che noto è che l'intelligenza artificiale, perché è accomodante, perché è gentile, perché è affettuosa, è diventato l'amico più caro con cui parlare.
e questa è una cosa su cui secondo me noi adulti dobbiamo lavorare. Le famiglie sono un po' scomparse dai radar. Io vedo molta difficoltà da parte delle famiglie quando incontro i genitori. I genitori è come se fossero totalmente lontani da quello, cioè non conoscono i consumi mediali, per esempio, dei loro figli, non sanno che i loro figli possono andare sul dark web, non sanno che i loro figli fanno delle challenge pericolose, non sanno che i loro figli, per esempio, usano dei videogiochi e vedono delle serie televisive che sono vietate ai minori di 18 anni, anche se sono under 16. E quindi tutto questo ci fa capire che oggi le famiglie sono molto proiettate a garantire quantità, ma non riescono a dare qualità e soprattutto la cosa più importante è dare ascolto. Ecco, andiamo per cerchi concentrici. Le famiglie hanno sto problema, la scuola invece e poi la società, terzo anello? La scuola secondo me sta cercando di attrezzarsi, però lo fa tra mille difficoltà. Poi sai perfettamente che la scuola italiana sono tante scuole in una scuola, cioè nel senso che ci sono situazioni diverse rispetto anche alle regioni italiane. La scuola del nord ha un certo tipo di problemi, la scuola del sud ne ha altri, ma dappertutto si registrano per esempio casi di ragazzi che lasciano la scuola prima dei 16 anni e che diventano i hikikomori, si chiudono in una stanza e si connettono al mondo solo con la rete. Ecco, anche questo sta diventando un problema molto serio. La scuola non sempre ha gli strumenti per riuscire, nonostante ci possa essere buona volontà da parte dei docenti, nonostante sicuramente ci sono degli sforzi, perché poi la scuola oggi, se insegni, se sei un educatore, lo devi fare davvero come una missione, lo devi fare perché ci credi, perché diversamente non sei pronto ad affrontare tutte le insidie che arrivano giorno dopo giorno, con le famiglie che hanno anche aspettative superiori rispetto a quelli che sono gli standard che la scuola può garantire. Certo. E la società invece? La società la chiamava molto bene, secondo me, Papa Francesco, è la società dell'indifferenza. Noi siamo molto bravi a voltarci dall'altra parte. O ancora peggio, se vediamo qualcosa di grave, a filmarlo e a postarlo sui social, ma non ad occuparcene. E questa è una cosa, secondo me, molto grave. Questa idea dell'indifferenza che nasce anche dal più grande nemico, secondo me, di quest'era, che è sicuramente l'analfabetismo emotivo. Oggi noi non siamo più capaci di leggere le emozioni. Decisamente. Ecco, come si riparte dalle emozioni? Soprattutto, come si fa a capirle in una società dove le emozioni, appunto, sono spesso filtrate attraverso quello schermo che i ragazzi tengono in mano? Si riparte secondo me soltanto dalla formazione. Intanto secondo me si riparte da una fortissima alleanza, scuola con famiglia, istituzioni, tutti insieme, università. Io oggi sto facendo terza missione, sono qui a raccontare che cosa esce fuori dalle ricerche, dalla mia esperienza, per metterla a disposizione. Se stare chiusi dentro l'Ateneo non serve ad aiutare le comunità, ad aiutare il territorio. Quindi ognuno deve fare la sua parte. Secondo me così ne usciamo fuori. Io non sono convinto che questi ragazzi sono dei marziani, sono ragazzi che abbiamo educato noi. E noi li abbiamo spinti a credere che se tu sei ricco allora conti e se sei povero non conti nulla. Ecco, io entrare nelle scuole e sentire che addirittura da grandi vogliono fare gli influencer, le TikToker, le YouTuber o addirittura gli hacker per guadagnare, questo ti dicono i OnlyFans ragazzi. niente? OnlyFans pure. Ah, Per fortuna devo dire che OnlyFans diciamo arriva ad un'età un po' più quasi da maggiorenni. Per fortuna ancora nelle scuole non è così, il tema non è così avvertito. Ma secondo me è tutto un concetto comunque dell'idea, no? Penso a tutte le ragazze che vedono Temptation Island. Io ho chiesto per esempio ai ragazzi delle superiori: ma perché voi vedete Temptation Island? E ti rispondono: perché è quello che io non farei mai.
però che idea si fanno, no? Della fedeltà, Decisamente. del vivere insomma una storia d'amore. Quindi celebrare, noi oggi siamo alla vigilia di San Valentino, insomma celebrare il santo dell'amore con una società che è una società molto liquida, che non riesce più a trovare standard ideali per far vincere il sentimento. Ecco, questo penso che sia una cosa su cui tutti noi adulti dobbiamo discutere, e quindi per me il richiamo fortissimo deve essere alla famiglia, che torni ad essere famiglia, anche se i genitori sono separati, anche se sono divorziati. Comunque, se tu decidi di mettere al mondo un figlio, il figlio è comunque una tua responsabilità, Certo. e non ti ha chiesto di nascere. Esatto. Professore, per chiudere, perché so che gli studenti scalpitano, oggi è anche No, la- sono docenti questi, Ah, che scalpitano ecco. comunque, Vabbè, anche ma perché è sono venerdì studenti sera. lo stesso pure loro, perché stanno imparando. Oggi è anche la giornata mondiale della radio, un ricordo Ah. personale, perché so che c'è molta radio nel passato del professor Sì, Pira. sì, nella mia vita è stata quella che mi ha fatto capire tantissime cose, e come il primo amore non si scorda mai. Penso che la radio sia il mezzo in assoluto che ha trovato una nuova vita. Ecco, se dovessimo richiamare Mengoni, così ha veramente due vite, perché c'è una prima vita in cui ha consumato tutte le potenzialità della radio, e adesso con le nuove tecnologie è riuscita a diventare qualcos'altro, è riuscita a diventare radiovisione, è riuscita a diventare interazione costante con il pubblico. Quindi la radio rappresenta qualcosa che è straordinaria. Certo, è cambiata, diciamoci la verità: prima si puntava sulla voce, oggi si punta anche sul vedere quella voce, quindi sono cambiati un po' i parametri. L'importante però è che le voci portino del senso, e mi pare che questa nostra Esatto. conversazione ne abbia portato. Noi ci ritroviamo mercoledì con un altro appuntamento. Intanto grazie professore, buon proseguimento. Grazie a voi, grazie a voi per la sensibilità. Prego, siamo qua per questo, se no parleremmo di che cosa mangiamo la sera, ma sarebbe il caso di parlare di cose serie, invece questa è una cosa seria, quindi a maggior ragione. Grazie, buon San Valentino a tutti. Grazie ancora, auguri a tutti. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Amami, amami, stringimi, gonfiami. Amami, sventrami, stracciami, applicami. Stringimi, dammi l'ebbrezza, intendimi. Aia, prendimi, con le tue labbra fracassami. Rino, non riconosco gli aneddoti. Sfiondami, spostami tutte le fedi. Sbattimi, lasciami solo negli angoli. Aia, brivido, io non distingo più i datteri. Silvano, non valevole ciccioli. Silvano, Cicco Guardiero, landami. E la gira, la pata, la gira. E la gira, la pata, la gira. E la gira, la Silvano, peggio per te. Silvano, non valevole ciccioli. Silvano, cerco i cavalli tra la luce. E la gira, la pata, la gira. E la gira, la pata, la gira. E la gira, la Silvano, peggio per te. Rino, sfodera scuse plausibili. Girati, succhia il bisogno del passero. Lurida, soffiati il naso col pettine. Ah, voltati,
ospita il nido del rettile. Guardami, apprezza il mio lato più turgido. Spingimi, sbattimi contro gli spigoli. Togliti, c'è un contrattempo alla prostata. Aia, stupida, mi hai contraffatto le analisi. Silvano, non volevo le ciccioli. Silvano, Cicco Barche di Orlando mi. E la gira, la pata la gira. E la gira, la pata la gira. E la gira la Silvano, peggio per te. Silvano, non volevo le ciccioli. Silvano, cerco i calli tra la luce. E la gira, la pata la gira. E la gira, la pata la gira. E la gira la Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, 2 minuti e 28 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata 1133 di Chilometro Zoom. Bene, diamo un'occhiata adesso alle agenzie. Avete appena ascoltato Cocchi e Renato, Silvano, non la versione del 1978 ma quella registrata di nuovo nell'anno 2007. Diamo un'occhiata all'ADN Cronos, scioperi trasporto aereo, Salvini precetta, Landini vede rosso, i sindacati risponderanno. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota, necessario garantire il diritto alla mobilità durante le Olimpiadi, il segretario generale della CGIL, il ministro cerchi di risolvere i problemi. Milano Cortina, Moioli bronzo nello snowboard cross, 18ª medaglia per l'Italia, la diretta. Merz, il vecchio ordine mondiale non esiste più, il cancelliere tedesco nel suo intervento alla conferenza sulla sicurezza di Monaco tratteggia la trasformazione degli equilibri internazionali. Cuore danneggiato a bimbo di 2 anni, legale della famiglia, non è inabile al trapianto, il ministero invia gli ispettori. Petruzzi, abbiamo chiesto un secondo parere all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Disposto il sequestro del box col quale i medici hanno trasportato il cuore poi lesionato. Italia-Africa, Meloni, cooperazione da pari a pari, no ad approccio paternalistico. Una notizia un po' più leggera, Conti, Pausini, big di Sanremo ricevuti al Quirinale, Mattarella riconosce il valore della musica. Nel frattempo, vediamo un attimo se riusciamo ad avere con noi l'onorevole Zoffili, vediamo un po'. Sì, possiamo anche su. Prova a chiamarlo adesso, Natalia, per favore. Sarà un qui Parlamento un po' rapido, però ce la faremo, dai, lo porteremo a casa, ce la possiamo fare. Dunque, nel mentre vi dicevo del bambino, cuore danneggiato a bimbo di 2 anni, il legale della famiglia non è inabile al trapianto, il ministero invia gli ispettori. Ho sentito al telefono la mamma del bambino poco fa, non ci sono novità al momento, sono ore disperate. Quanto riferisce all'ADN Cronos Francesco Petruzzi, legale della famiglia il bimbo di 2 anni e mezzo attaccato alla macchina salvavita all'ospedale Monaldi di Napoli, a causa del trapianto di cuore fallito perché l'organo arrivato da Bolzano era inutilizzabile, ma non è inabile al trapianto. Sono ore i probabili risvolti in un senso o nell'altro, i valori del fegato sono in peggioramento da ieri mattina, o arriva l'organo oppure dovremo prepararci all'infausta notizia. Il bambino è in queste condizioni dal 23 di dicembre, aggiunge il legale. La mamma è al capezzale del figlio, speriamo tutti arrivi l'organo al più presto. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Buonasera all'onorevole Eugenio Zoffili, buonasera e ben trovato. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
Grazie, onorevole. So che stiamo facendo la gara con l'orologio, quindi entro immediatamente in argomento. DL Sono Ucraina. assolutamente a disposizione sua e di tutti gli Grazie. ascoltatori. Grazie, so che è stata una giornata abbastanza piena di impegni, non per altro. DL Ucraina, com'è andata? Impegni perché ieri aula in Parlamento con DL Ucraina, oggi territorio. Io sono di Erba, della provincia di Como, e stamattina con il nostro sottosegretario della Lega Nicola Molteni abbiamo portato il truck, il camion della Polizia di Stato dedicato all'educazione, all'insegnamento per i nostri ragazzi sui pericoli della rete, sui pericoli di un utilizzo magari inconsapevole degli smartphone, dei social network, eccetera. Ed è stata un'iniziativa veramente, veramente interessante, perché avere scuole, studenti in piazza con al fianco degli agenti della polizia è stato sicuramente un'iniziativa utile. Quindi oggi territorio, domani territorio, dopodomani territorio, ieri aula del Parlamento, della Camera dei Deputati, decreto Ucraina, ho fatto la dichiarazione di voto per il nostro gruppo, per il gruppo della Lega. Noi abbiamo votato a favore, dove abbiamo sottolineato quanto l'apporto della Lega è stato assolutamente importante per orientare gli aiuti nei confronti del popolo ucraino martoriato da questa guerra, sul fronte degli aiuti umanitari, degli aiuti alla popolazione. Abbiamo ribadito che mai la Lega consentirà e permetterà l'invio di soldati italiani, dei nostri ragazzi, dei nostri militari dell'esercito e delle altre forze armate sul campo a fare la guerra in Ucraina. E ho sottolineato che preferiamo che i nostri militari, e ne abbiamo già parlato anche con lei e con gli ascoltatori a Radio Libertà, possano essere utilizzati ancora di più nelle strade italiane, tra la nostra gente, per difendere gli italiani attraverso l'operazione Strade Sicure. Operazione Strade Sicure che, come sa, e come ormai sanno che i nostri ascoltatori, che sono informatissimi, conta 6.800 militari dell'esercito italiano impiegati nelle stazioni, nelle piazze, negli obiettivi sensibili, come deterrente, come prevenzione. Sono stati anche molti in questi anni gli interventi che hanno fatto, ahimè, purtroppo attuato direttamente i nostri militari, i nostri soldati, a tutela della popolazione italiana e dei nostri cittadini. Come Lega chiediamo di potenziarla, stiamo lavorando anzi per potenziarla questa operazione con altri 3.200 militari in più, per arrivare all'impiego sul territorio italiano di 10.000 militari. Quindi decreto Ucraina, grazie alla Lega, aiuti umanitari, e abbiamo sottolineato che noi i militari in guerra lì non li manderemo, assolutamente non li manderemo mai, e li preferiamo averli sulle nostre strade, sulle strade italiane, per prevenire episodi criminali e combattere la criminalità, migrazione clandestina, spaccio e altre situazioni del genere che purtroppo si verificano, ma l'attenzione delle forze dell'ordine di questo governo, e anche grazie a Strade Sicure, che la Lega poi ha salvato, perché insomma c'erano delle idee in maggioranza di volerla ridimensionare, di volerla un po' cambiare. Siamo stati ascoltati dal ministro Crosetto e di questo siamo molto soddisfatti. Insomma, questo è un po' l'orientamento che abbiamo dato, che ho dato nella dichiarazione di voto sul decreto Ucraina. Onorevole, allora, visto che parliamo di sicurezza e visto che lei è sul territorio, che cosa le dice la gente? Ma guardi, io proprio in questo momento sono a Erba, dove abito io,
sto andando a incontrare i cittadini in un'area che è un po' più sensibile di questa città, che è proprio l'area della stazione, e nell'area della stazione, qui con un'amministrazione di centrodestra, dove siamo presenti con il nostro vice sindaco, dove la sicurezza è guidata da un vice sindaco della Lega, Simona Guerrieri. Abbiamo aperto con la Lega un posto di polizia locale in questa stazione, abbiamo messo delle colonnine SOS e ci sono anche i militari di operazioni strade sicure. Sto andando proprio a incontrare i cittadini, e i cittadini giustamente ogni giorno chiedono sempre più sicurezza, e noi che siamo e al governo delle città, in questo caso qui Erba la governiamo, Milano non è governata la Lega, e il sindaco in carica Sala dovrebbe lavorare in un altro modo, ma sono fatti assolutamente noti. E al governo di questo paese, attraverso il Ministero dell'Interno, lavoriamo, la Lega al governo lavora quotidianamente per alzare il livello di sicurezza. Ieri, proprio anche in dichiarazione di voto sull'Ucraina alla Camera, quando ho parlato di operazione strade sicure, ho detto: noi i nostri militari li preferiamo tra la gente, a difendere gli italiani nelle nostre strade, a dare supporto alle forze dell'ordine per quanto riguarda la gestione della sicurezza interna. Ho anche portato l'esempio di questi sabotaggi che vengono fatti che sono stati fatti alle linee ferroviarie, proprio l'ultimo sabotaggio sulla linea Lecco Colico Tirano, la linea ferroviaria che porta alle nostre montagne e alle Olimpiadi invernali in corso in Valtellina. Ecco, pensando agli anarchici, poi io personalmente sono stato minacciato di morte da una componente anarchica. Inizia un processo proprio all'inizio di marzo a Como contro queste persone, questi criminali che sono stati individuati dall'Arma dei Carabinieri, dalle forze dell'ordine. Contro queste persone, pensando a questi anarchici, settimana scorsa ero in missione istituzionale a Washington, e nei colloqui che ho avuto dei colloqui anche con chi si occupa di antiterrorismo, di lotta al traffico di sostanze stupefacenti alla Casa Bianca, e abbiamo aperto un capitolo su questi cosiddetti gruppi antifa, questi gruppi antagonisti, questi gruppi anarchici che si definiscono antifa. Ecco, negli Stati Uniti d'America, con Donald Trump, col presidente Donald Trump, questi gruppi sono stati dichiarati organizzazioni terroristiche. La stessa cosa, io l'ho posta ieri in aula alla Camera dei Deputati, la stessa cosa, una riflessione insomma andrebbe fatta anche in Italia, andrebbe fatta anche qui, ovvero dichiarare gruppi terroristici, perché di questo si tratta, pensando a questi criminali, questi gruppi anarchici, queste componenti che a me purtroppo ci sono in Italia, ma nostre forze dell'ordine, nostra polizia, nostre Digos, chi si occupa di prevenzione poi li prende, e quindi stanno lavorando in modo molto approfondito nelle indagini. Poi insomma chi delinque viene preso. E questa è la cosa più importante, perché se no la sensazione di impunità non aiuta certo a risolvere i problemi e soprattutto a garantire quella fiducia che è così necessaria tra il cittadino e le istituzioni. Assolutamente. Poi il passaggio è il lavoro di chi amministra, e penso a tutti, penso agli amministratori locali, penso ai nostri bravi sindaci. Il passaggio è appunto da chi amministra, da chi governa, ai nostri bravi poi agenti delle forze dell'ordine, ma penso anche agli agenti di polizia locale che lavorano sui territori e si impegnano molto per garantire anche la sicurezza dei cittadini. E poi dopo un arresto c'è la magistratura. Ecco, sarà fondamentale al referendum votare dalla parte giusta, votare sì anche per questi motivi, pensando a una certezza della pena
e pensando che talvolta magari, insomma, la magistratura dovrebbe essere un po' più pronta e decisa e rendere giustizia rispetto ai crimini che vengono commessi e soprattutto al lavoro delle nostre forze dell'ordine e chi è vittima dei delinquenti. Molto bene. Allora, Va- sì, prego. No, niente. Dicevo, ok. Pronto? Sì, la sto Non vi ascoltando, sento? onorevole, prego. No, ho No, io concluso. la sento perfettamente. Sì, Eccoci, benissimo. ho concluso. Allora, io la voglio ringraziare del suo tempo e al piacere di risentirci presto, allora. Certo, scusate, non vi sentivo più, la sentivo male. Problemi del primo mondo, dicono gli inglesi, onorevole, cose che capitano. Allora, buon incontro e insomma avremo modo di risentirci presto. Grazie a lei, arrivederci. onorevole. Di Grazie, un nuovo, saluto a lei buonasera. e a tutti gli ascoltatori, grazie. Grazie. Sigla. Qui Parlamento. E adesso, in maniera implacabile, prima il diritto e rovescio con Pierluigi Magnaschi e a seguire una bella chiacchierata con Ale Musella in quel di Dubai. Dopodiché jingle e torniamo. Se si sta alle dichiarazioni ufficiali, l'atmosfera attorno all'Iran si sta rasserenando e il conflitto con gli USA e Israele si sta stemperando nei colloqui diplomatici. Se invece si osservano i concreti movimenti delle forze militari americane, la situazione sta precipitando rapidamente. Rilievi satellitari cinesi hanno infatti accertato che in navigazione verso l'isola di Diego Garcia nell'Oceano Indiano il più moderno e potente cacciatorpediniere americano specializzato in strumenti di difesa. Inoltre 200 caccia americani F-35 sono partiti dal Vermont negli USA verso le basi nel Regno Unito. Inoltre l'esercito statunitense ha già effettuato 122 voli con i capientissimi aerei cargo dal 14 gennaio ad oggi. Questi cargo sono già atterrati in una base americana in Giordania, scaricando e continuando a scaricare munizioni, pezzi di ricambio e personale combattente. Tutte attrezzature e militari, questi, che sono necessari per poter rendere immediatamente operativi i mezzi aerei ed attacco americani in Medio Oriente. Insomma, il vento nei confronti dei mullah non è certo propizio e il rischio di un conflitto sta crescendo a vista d'occhio. E allora, anche questo venerdì sera con noi Ale Musella da Dubai, dalla sua home gallery. Ale, però io ho sentito che ci sono delle novità belle grosse e sostanziose, o sbaglio? Sì, sono diventato direttore di una galleria tradizionale, per cui in affiancamento con la home gallery che rimane più contenuta e per cui rimane sempre il concetto legato alla factory, per cui sono molto contento e la porto avanti ovviamente. Bene. Però di prendere, di dirigere, avere carta bianca su una galleria tradizionale, in affiancamento devo dire sono molto soddisfatto perché la location è perfetta. Sono due stanze grosse, una nera e una bianca di circa 120 metri quadrati l'una, altezza 9 metri, vetrate 30 metri lineari di vetro, per cui in una zona che è Dubai Hills, che è in espansione, molto residenziale, ci sono anche degli uffici, per cui la vetrina su strada. Bene, questa è una cosa molto interessante. E senti, diciamo così, che prospettive ti dai? Cioè, qual è l'obiettivo di fondo
di questa nuova realtà in quel di Dubai, oltre ovviamente a vendere le opere d'arte, ma c'è una missione, io intendo, anche culturale. Assolutamente sì, infatti la prima collettiva che farò si chiamerà Oltre la sabbia, la do qua in anteprima perché ho scritto il testo adesso, sarà il 15 di marzo, per cui adesso ho il tempo per mettere a posto un po' luci, cose che secondo me andrebbero migliorate, per cui oggi non è un cantiere perché era già esistente come galleria, Sì. però prendendo la gestione devo fare qualche cambiamento e anche come linea editoriale. Mi va benissimo perché poi viene utilizzata alcune volte anche come scuola di danza anglosassone, per cui ho la possibilità di fare dei corsi anche ai bambini, che vabbè, 3 volte alla settimana li ospito volentieri al pomeriggio, ci sono le istruttrici di danza, però riesco anche a fare cultura, perché comunque li faccio venire anche la mattina e posso parlare alle scuole e alle accademie, perché li invito per spiegare le diverse tecniche, perché sceglierò di mettere comunque opere diverse l'una dall'altra, come ho sempre fatto, la diversa creatività, la diversa tecnica. È uno spazio che si presta anche a degli eventi sempre culturali, per Che cui essendo anche meraviglia. direttore artistico ci metto del mio, per cui ogni evento comunque sono parte legata al mondo locale. Questo mi sembra molto interessante. Senti Ale, com'è andata questa settimana lì da te? Allora, tempisticamente come tempo bello, poi sento invece da voi che c'è un diluvio, no? Piuttosto che il 21 rientro e tornerò qua il 28, non so se c'ho tutta sta voglia, però devo dire che il freddo un po' mi manca, anche se qua la sera un po'. Le mie giornate sono molto impegnative adesso, non che non lo fossero prima, però prendere una responsabilità del genere vuol dire caricarsi sulle spalle un progetto che non so, devo risanare, ovviamente la posso una galleria che è nata ma non è mai partita, per cui ci sono potenzialità, per cui vuol dire che è importante. Per cui mentre la Home Gallery è in DFC, per cui è uno spazio legato del centro finanziario di Dubai. Dubai Hill, come lo si può immaginare, è invece più residenziale, per cui un po' più distante. Per cui non mi dispiace dover alzarmi nel senso dovermi spostare, perché sono proprio due realtà diverse. Non avrebbe avuto senso, secondo me, aprire una galleria o dirigere una galleria a 300 dalla Home Gallery. Beh, certo, sarebbe stato assurdo. Completamente diverso il bacino di utenza e poi sono molto carico proprio perché ci sono dei rapporti con le scuole. Io sai che ho sempre addosso parlo con i bambini e di conseguenza iniziare dal basso nel senso come età. In più poi c'è quel progetto di cui ti ho parlato che è sempre legato, per cui sono anche il direttore artistico di quel ristorante legato che si chiama Art and Dine, che è legato ai bambini e alla ceramica. Per cui insomma diciamo che a un Galle, Art Restaurant e galleria sono messo abbastanza bene. Se calcoli che sono qua solo da 5 mesi. Insomma, questa è proprio una terra di grandi opportunità rispetto all'Italia. Allora, grandi opportunità se te le sai creare, perché il concetto base è, mi dicono, io te l'ho detto, sono abbastanza schematico, devo dire che mi trovo anche ringiovanito, perché ho perso 5 kg da quando sono qui, ma perché nonostante possa far tardi la sera, che poi il tardi è sempre relativo, perché ti ripeto, sono qua per lavorare, non per divertirmi, però le pubbliche relazioni vanno fatte. Io alle 7 mi alzo sistematicamente. Nello stesso stabile ho la piscina e la palestra, il che significa che non devo perdere tempo, perché io alle 7 mi alzo e sono già programmato. Con piscina, palestra, sauna e poi sono operativo dalle 8:30, 9. Che Quindi non ti meraviglia. risponde per cui ho 2 ore piene per guardare le mail, lavorare, fare. Poi inizio a uscire o ricevo delle persone qua, per cui poi ho i vari appuntamenti e poi quest'ora qua, che adesso abbiamo 3 ore in più, sono di nuovo a casa e mi rimetto di nuovo al computer a scrivere. Ho ripreso anche io sono un curatore e un critico, per cui ho iniziato tra l'altro con Giuseppina Irene Grotta, che è l'editrice di Contempo Arte, che è quella rivista, questa rivista qua, che abbiamo portato qua a Dubai. Ho iniziato anche a mi chiedono spesso delle consulenze, delle relazioni per i collezionisti, per cui Picasso, piuttosto che perché comprare Picasso, o magari mi fanno vedere un quadro per cui devo fare una relazione
Allora, sempre chiedendo il permesso ai collezionisti che me lo chiedono, abbiamo deciso di pubblicarle. Per cui tutte le mie relazioni, che sono abbastanza tecniche, io di solito sono più nel raccontare, però penso che anche la parte tecnica serva, più che altro per far capire come funziona il mercato dell'arte, anche quello di altissimo livello, e anche perché così la gente capisce che io sì sorrido, però evidentemente sono anche un professionista fatto e finito. Quindi non mi dispiace anche far notare e far leggere le relazioni che faccio, che non sono sicuramente con sorrisi, ma sono estremamente dettagliate e sempre semplici di comprendonio, perché la base di tutto è devi essere semplice e diretto per poter far comprendere tutti. E i collezionisti nuovi non per forza sono esperti. Per cui, insomma, anche questo devo dire che è proprio un momento in cui sono da una parte spaventato, perché se una persona di fronte a tante responsabilità non si spaventa, vuol dire che è un incontro. Però sono molto carico. Sono molto... Certo. Senti, l'artista di questa settimana? L'artista di questa settimana, io l'altra volta ti ho citato Host, di quelli che ho qua, ti ho citato l'altra volta Malfatti, torna in auge Lorenzo Marini. Lorenzo Marini che è qua alla Home Gallery, sono molto soddisfatto di poter portare anche lui. Ho già per lui, e anche perché lui tornerà qua a marzo e perché lui adesso ha appena fatto una mostra a Santa Barbara, California, e adesso sta preparando una museale a Shanghai, per cui quando va a Shanghai passa di qua. E per cui sono estremamente contento di ospitarlo nuovamente e soprattutto perché inizia un progetto nuovo sulla calligrafia, perché sai che lui è della lettera, sulla calligrafia, sull'aspetto calligrafico medio orientale, che già di per sé è un segno ed è già un'opera d'arte. Tu pensa, come ti ho detto diverse volte, ci sono 100 modi di scrivere all'A e devo dire che sono tutti molto affascinanti, siamo predisposti proprio per diventare arte. Decisamente, anche perché da quelle parti la scrittura stessa è in fondo preghiera, ma è anche arte proprio per il modo in cui viene scritta, per il modo in cui viene lasciata sulla carta. Una curiosità, usano carta, papiro o tela per scrivere, per fare della scrittura arte? La vera cultura della scrittura è persiana, e qui andiamo su una carta papiro o comunque anche su una tela. Qui in Medio Oriente anche usano la carta, usano l'inchiostro. Dubai, come ci ho sempre detto, è cosmopolita e alcune volte le opere, è per questo che sono contento di dialogare con Enzo per il testo, riesco anche a raccontare la cultura, perché sennò rischia di diventare qui a Dubai anche questo pop, cioè nel senso, che carino, mi scrivi, che ne so, Paperino in batterie arabi, perché anche questo ho sentito. Allora Oddio capisci che mio. non bisogna, come si dice, smontare il concetto di cultura, bisogna averne rispetto. Da qui infatti ti ho detto anche la mostra collettiva che si chiama appunto Oltre la sabbia, proprio perché da una parte racconterò il Medio Oriente attraverso la creatività e soggetti di artisti ai quali ho chiesto di riprodurre il Medio Oriente con la loro creatività, dall'altro è il pop, proprio perché c'è questa congestione e questa unione, però mi serve anche per capire, per mettere i paletti, capito? Perché troppe volte, come ti ho detto, la gente qua vola superficiale, per cui questo famoso show-off, per cui ho proprio intenzione di andarci un po' pesante sul discorso della cultura, del rispetto della tradizione e del capire di che cosa si sta parlando, perché sono stufo di vedere gente che compra opere d'arte senza neanche voler sapere cosa c'è dietro, come se stesse facendo la spesa all'Ikea. Ale, ma che cosa abbiamo noi da imparare da loro e cosa loro possono imparare da noi? Più il tempo va avanti, tu come la vedi? È sempre, sai, ti parlo sempre del fatto che Dubai sia un po' asettica, no? Rispetto Sì. a tutto il resto del mondo.
Io ricordati che ho lavorato per 10 anni in Medio Oriente, quando il Medio Oriente era la mia Arabia Saudita negli anni 90, non c'era ancora il telefonino, non c'era ancora internet, e ho avuto la fortuna di lavorare in 14 paesi nel Medio Oriente, ok? Per cui l'Oman, il Bahrain, quelli ti danno la sensazione ancora adesso, dovrei andare in Oman tra l'altro qualche giorno, che è a 4 ore di macchina da qua, sono ancora molto belli e molto puri, ok? Dubai è un pochino decontestualizzata, però è per questo che quando ci sono le persone amo portarle in diversi posti, perché la Dubai, se vuoi conoscere il Medio Oriente attraverso Dubai ce la fai, devi sapere dove andare, per cui devi uscire dal castello e andare per le strade. C'è la parte vecchia di Dubai che è estremamente affascinante anche come architettura, alcune cose sono state un po' rifatte, però io che nasco come architetto l'apprezzo molto, perché tu pensa non c'era, cioè, l'aria condizionata, ovviamente è una cosa che è arrivata negli anni 60, no? Però loro avevano un sistema di costruire le case che prevedeva che il vento del deserto potesse arrivare da sotto ed entrare nelle case e poi uscire da delle feritoie sopra, e si creava una specie di vortice che attirava l'aria. Per cui è un sistema di aria condizionata che esiste da una vita, che però è completamente naturale. Allora, quello che ci possono dare loro è il profumo del deserto, perché comunque i colori, il sapore, la cultura, perché quando si dice che qua non c'è cultura non è vero, la cultura berbera è una cultura eccezionale, è una cultura molto affascinante, per cui il rispetto anche del falco, il cavallo, perché comunque sono animali che hanno aiutato e hanno accompagnato l'uomo nel deserto, perché senza il cavallo la gente associa sempre i beduini al cammello, ma invece no, perché il cavallo è più resistente del cammello paradossalmente, poi è anche più veloce nello spostamento, per cui ci sono anche questi miti da sfatare, no? Il cammello, dromedario, poi, per cui la bellezza invece di comprendere il rapporto che hanno con i loro animali, che è fantastico. Non sono animali da utilizzare, ma sono proprio, si crea un binomio eccezionale. Ecco, questa è una cosa che per esempio a noi manca. Noi abbiamo il cane come amico, il gatto, però non è un animale che si avvicina perché ci serve, è una compagnia. Qua invece no, qua proprio creano un team perché uno non vive senza l'altro. Questa è una bella cosa da raccontare, anche questa la racconterò. Mi sembra un'ottima posizione, tra l'altro, un'ottima visione, diciamo, dell'area e della cultura. E intanto in Italia però che tendenze stanno venendo fuori in tutto questo? Secondo te che cosa di nuovo hai annusato in questo periodo che può arrivare da quelle parti? Allora, sai, qualcosa di nuovo viene sempre. Qua sono un po' pigri, devo essere sincero. Per cui sono seduti un po' sugli allori. Aspetta che mi faccio una foto per. Ecco qua. Sono seduti un po' sugli allori, nel senso che sono un po' pigri. Quello che c'è gli basta. C'è stata adesso, si è chiusa Art Basel ad Abu Dhabi, a Doha. Tu ti ricordi che sono stato a Doha per un'altra. Sì. Ma a prescindere da quello, per me non è pronta per l'arte. Ci vorrà ancora un po' di tempo. Art Basel è comunque una delle, anzi è la fiera più importante del mondo, perché si sposta, no? Ma la Basilea. E la regola fondamentale è non possono partecipare degli artisti da soli, ma solo certe gallerie. E le gallerie devono seguire certi crismi. Per cui devono. Allora io ero molto curioso, ero molto soddisfatto, perché ho detto, beh, sicuramente se fanno Art Basel, anche perché il vero Art Basel è rivelato qualche. Però hanno voluto un po' provare. Però mi sono ritrovato ancora una volta a vedere, se il tessuto non è pronto per ricevere l'arte, ti dico, a Doha non c'è una galleria tradizionale, ci sono solo musei, vai un po' a morire, perché comunque è come il campionato di calcio che hanno fatto, cioè, non gliene frega niente del calcio, quindi perché portare l'attenzione mondiale lì se poi dopo c'è un seguito, ok? E ti parlo del calcio, la faccia del Qatar è Beckham,
Per cui era presente anche lui con un sacco di persone del jet set ad Art Basel per attirare l'attenzione mondiale. Peccato che nessuno di loro fosse adeguatamente preparato. Per cui un Beckham che è stato filmato mentre faceva la pizza italiana, sì, carino a livello mediatico, ma che cazzo c'entra? Appunto. Sarebbe piaciuto che, scusatemi per le parolacce, mi sarebbe piaciuto invece che stato adeguatamente istruito e magari che potesse raccontare un pezzo d'arte, come ho sempre detto anche quando non voglio sembrare impari. Quando la Ferragni è andata agli Uffizi, io ho detto nulla di male, peccato che sia andata a farsi le foto. Se lei fosse andata a raccontare i ragazzi avrebbero fatto diversamente, invece che riempire gli Uffizi le successive settimane per andare a farsi le foto e non capire niente di arte. Un Beckham che arriva ad Art Basel sul tappeto rosso e poi si mette a fare la pizza, fammi capire che cosa porta l'arte. Figurati che deve portare nulla, è solo la solita pacchianata. D'altronde i Beckham non mi pare che siano noti per le buone maniere o per lo stile, per cui niente da aggiungere. No, ma neanche per l'arte, perché se avessero chiamato per esempio Lenny Kravitz è un collezionista della Madonna. Se tu guardi casa tua, Basquiat, Andy Warhol, per cui ha senso, no? Io chiamo un uomo che comunque è di spettacolo, è un artista tutto tondo, perché ha anche fatto l'attore, comunque un cantante, però ha qualcosa da dire nell'arte. Io avrei chiamato lui, personaggi che sono trasversali e per cui ti raccontano la loro fisicità, il loro essere famosi, ma anche il loro amore per l'arte. Allora questo può avvicinare qualcuno, altrimenti non ha proprio senso. Esattamente, esattamente. Senti, oltre a questo, diciamo così, chi è l'artista della settimana? Per giungere alla conclusione. Ti ho citato appunto Marini e invece no, adesso lo faccio, siccome sono stato fin troppo serio, ti chiudo in un'altra maniera. Allora, io lo dico sempre, no? Alle artiste che seguo. Mi è capitato ieri di vedere un artista da me, che ha 2 quadri qua, e è marocchina, per cui gli ho detto, perdonami, pensavo tu fossi ancora in Marocco, invece poi ho scoperto che tu sei qua da 10 giorni, per cui, siccome ho dei tuoi quadri, dobbiamo parlare di lavoro, perché non sei passata. Detto questo, poi vedo che invece in giro con uno, tutto rispetto, vende macchine, per cui io non mi metto a fare l'esperto di macchine, e con una fotografia dove c'è scritto sono insieme all'artista più talentuosa che io abbia mai incontrato. Che cazzo vuoi aver incontrato? Nel senso, non sei un collezionista, non sei esperto d'arte. Allora ho colto l'occasione per dire, signori miei, il miglior complimento che potete fare a un artista è comprargli un'opera, ok? Nel momento in cui vi sdate perché pensate di ottenere qualche cos'altro in cambio, dando il vostro parere che non è richiesto e non è neanche, come si dice, non ha neanche senso, ok? Perché non siete appunto del settore. Allora ho colto l'occasione un'altra volta per dire a queste ragazze, per favore, quando entrate nel mondo dell'arte, fatevi 2 bei profili. Uno è il vostro personale dove fate quello che volete e l'altro invece mi fate soltanto gli discorsi dell'arte, perché altrimenti risultate poco serie, poco credibili e soprattutto date un segnale che non è corretto. Se poi avete un buon talento, perché lei è anche abbastanza brava nel dipingere, perché mischiare e far arrivare in video o comunque a chi ti sta guardando un altro aspetto, e per cui in quel momento stai cancellando il tuo talento, stai cancellando la tua professionalità a discapito del tuo viso o il tuo fondoschiena o il tuo seno. Per cui colgo l'occasione ancora una volta di dire, per favore, nel mondo dell'arte fatevi 2 profili, perché sennò risultate poi poco credibili. Sì, appunto, non è il caso di passare dall'arte a OnlyFans, sono 2 cose completamente differenti. Ale, senti, ormai è sera, che si fa stasera a Dubai? Stasera vado a un concerto, è un artista pianista e cantante russa che ho intervistato un mese fa ormai, ha un progetto da presentarmi, per cui mi ha chiesto di andare a vedere allo Sheraton. Vado molto volentieri perché comunque è una bravissima cantante e anche qua metteremo un po' di arte, per cui dopo vi racconto la prossima volta il connubio che sto creando con l'arte e la musica.
Molto bene, allora appuntamento 368 ore, grazie come sempre del tuo tempo. Saluto a tutti. Ciao Ale. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, noi chiudiamo la nostra trasmissione con un po' di ritardo, ma la chiudiamo parlando del referendum. Sapete che il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha detto che chi voterà sì al referendum è sostanzialmente un mafioso, nonché un massone deviato. Lui ha anche detto che le sue parole sono state strumentalizzate. Maurizio Bolognetti, che è segretario dei Radicali Lucani, ha qualcosa da dire al procuratore. Questo è il nostro faccia a faccia, poi ci salutiamo con Gianni Bella, Non si può morire dentro, è il 1974, domani alle 8 la rassegna stampa col grandissimo Pier Vittorio Scimia, liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, a seguire il garage dell'Alfista con l'amico Walter Marano, il gruppo Alfisti Salernitani. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora, signore e signori, questa sera io ho qui, poiché egli è a favore del sì al referendum come me, nell'ordine il mafioso o amico degli amici, l'indagato, l'imputato, il poco di buono, nonché massone deviato, ma io ci metterei pure che è anche un po' stronzo, Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, e come tra gli stronzi mi ci metto anch'io perché voto anch'io per il sì. Come mai noi porci abbiamo scelto il sì, Maurizio, scusa? Guarda, noi della fattoria perché questo è il degli livello animali, ormai del dibattito, non è che possiamo discutere seriamente e di di che vogliamo riforma della magistratura, ormai siamo a io sono vogliamo? più bello di te, gne gne gne. Sì, il dramma però, sai qual è, Nino? Ma questo lo dico ai tanti comitati che sono proliferati nel corso dei mesi. Sì. Io avevo provato ad avvertirli del fatto che avremmo potuto correre il rischio di una deriva di questo tipo, che avremmo potuto correre il rischio che anziché avere un'informazione, a iniziare dalle reti RAI, che si occupa del merito della riforma, perché è quello che ci interessa, dovrebbe Della RAI interessarci. meglio non parlare, visto quello che ti è successo, specie con quella della sede regionale lucana. Ma lasciamo stare, ma le mele sono tante milioni di milioni, le mele di Negroni. Va bene, senti un po', il problema è che io, però entrando nel merito, adesso provando per quanto possibile, e per fortuna che ci hai strappato un sorriso e ho riso di gusto con te, ma qui c'è da piangere davvero, amici di Radio Libertà, caro Nino. Qua Sì, abbiamo un procuratore della Repubblica. Sì, appunto, uno che dovrebbe essere terza e imparziale, signore e signori. Che dichiara che più o meno, in base agli ultimi sondaggi, poco più o poco meno, dei cittadini italiani che si recheranno alle urne sono appunto, per votare sì, sono mafiosi, Amici massoni degli deviati, amici, indagati, imputati, poco di buono, massoni deviati. Amici degli amici ce l'ho aggiunto io, infatti non è virgolettato, però va da sé che se sei chiaramente mafioso, sei anche amico degli amici, certo. sei sicuramente un farabutto, un delinquente, una schifezza d'uomo che vota sì, e quindi sicuramente avrai qualche scheletro nell'armadio e qualcosa da nascondere. A procuratura, ma lo dico anche al nostro Presidente della Repubblica, ma lei è impazzito per caso? Ma lei si rende conto che qui abbiamo una fetta importante di cittadini di questo paese che indignata, letteralmente indignata, si è recata alle urne ai tempi del caso Tortora per votare in un certo modo, e lì il quorum lo facemmo, e lì si trattava anche di responsabilità civile dei magistrati, contro i quali io non ho niente, io non sono contro per le cose contro, sono per le cose pro qualcosa. Signor procuratore, signor giudice verrebbe da dire, ma è procuratore, non è giudice, meno male, chi se no. E il problema è proprio questo, che noi vorremmo evitare
che ci sia un'eccessiva contiguità tra procuratori della Repubblica e giudicanti, che noi vorremmo evitare che il CSM venga lottizzato come avviene dagli anni 60 dalle correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati, che noi ci siamo rotti le scatole, io e Nino Danna, stavolta parlo pure io per te, certo, di sentire che magari nel 2019 tutti cadono dal pero perché si scopre che il CSM è lottizzato. con le Scusate, correnti. ma voi volete prenderci per i fondelli allora? Allora io non ci sto. Io chiedo al Presidente, al nostro Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è il garante del dettato costituzionale, il Presidente della Repubblica è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura lottizzato da 60 anni. Signor Sì. Presidente, con il rispetto dovuto alla sua cattedra e al suo ruolo, io le chiedo a questo punto faccia sentire la sua voce, perché non possiamo ascoltare le parole di un procuratore della Repubblica che francamente, sì, buttiamola a ridere perché forse è l'arma migliore, ma sono a dir poco inquietanti. E prima dice che non possiamo usare le cose che lui ha detto pubblicamente in un pubblico dibattito, e ci sarebbe pure da dire qualcosa sull'articolo 21 della Costituzione. Mi autodenuncio, si autodenuncia con me questo emittente, perché è questo che ha fatto Radio Libertà. Posso darvi un bacio? Prego. Alla radio, non a Nino Danna, alla radio. No, faccio un po' di body shaming, non sei tutta sta gnocca, comunque, vabbè. Perché il livello lo dobbiamo tenere basso, visto che siamo mafiosi, nonché massoni deviati. Lui c'ha proprio la faccia da massone deviato, bolognese. Sotto la cagul lo vedi attraverso i buchi della cagul, proprio lo vedi che gli fiammeggia Licio Gelli nello sguardo. Che il nostro ottimo Nino Danna sta citando, tra l'altro con una pronuncia immagino impeccabile e migliore della mia, sono quelle squadracce che trucidarono nel 1937, credo, stiamo parlando di quello? L'ho interpretato bene? I fratelli Rosselli, la Cogul, però io la dico. Le squadracce della Cogul. Questo non me lo ricordo, io so che il cappuccio, quello con i buchi, si chiamerebbe Cagul. Sì? Vabbè, sì. Allora vabbè, ho imparato un'altra cosa, vedete, sono una schifezza dei massoni, non so manco come si chiama il cappuccio. Non diverrai mai gran maestro. Mai, non diverrò mai. Ma guarda, io però una cosa una lancia voglio spezzarla. Da persona intellettualmente onesta quale spero di poter essere e ricordare da 4 amici, essere ricordato così. Io non ho niente anche contro la massoneria come ideale e come principi. Il problema, come giustamente ha sottolineato il procuratore, semmai sarebbero le logge deviate, ma il problema è che il procuratore dice che chi vota sì appartiene a una loggia deviata. Evidentemente se ne intende molto. Comunque ti confermo che la Cagul ammazzò i fratelli Rosselli, sì, l'organizzazione terroristica, sì, te lo confermo. E probabilmente il loro traggono il nome lo traggono da questo cappuccio. Sì, perché Cagul vuol dire cappuccio in francese. C'è da indagare, comunque hai lanciato una cosa interessante, vedi, almeno impariamo qualcosa, che se siamo appresso a Gratteri a qualche comitato del SIB, ma sai, io a Castiglion Fibocchi facevo scintille. Il sabato sera io facevo scintille. La febbre del sabato sera. Do you remember? Ti ricordi quell'elenco? La tessera 1816, sì, no, io c'avevo la 2014. Io la 1981, quindi sì. Con l'Alfa. Sì. Mi ricordo quando abbiamo fatto quel bel colpo di Stato in Argentina nel 76, che giorni. Veramente. Sì, c'era anche Videla, guarda, bellissimo. Sì. Eravamo io, Maurizio Bolognetti, Pago Pegna, Jorge Videla e Fidel Castro. E in più c'era la marmotta che incartava la cioccolata, perché noi massoni... E poi c'era anche... No, e poi io spero che alla fine di questa intervista lui ci faccia sentire un jingle che mi ha mandato prima dell'inizio, che è quello lo abbiamo mandato prima del tuo intervento, perché è un comitato per il sì molto più serio del tuo, evidentemente. Assolutamente, figurati, a me
io sono poco serio, si sa, e infatti parlano quelli là seri. Allora, però, per un attimo solo. Sì, appunto. Allora, Presidente, noi vorremmo vivere in un paese poco normale, dove le elezioni e le tornate referendarie non siano regolarmente delle partite truccate. Io temo che a questo punto, se non succederà qualcosa, dopo aver avuto il grande Ranucci con le sue fonti, che ha fatto un'ora e mezza praticamente senza contraddittorio a favore del no, dopo aver avuto ripetutamente il signor procuratore che sbuca da tutte le parti, ma dove trova? Procuratore, ma lei il tempo per fare le inchieste dove lo trova? Ma noi la stiamo pagando gratis allora. Ma poi insomma pure sto fatto che un procuratore della Repubblica, a chi vatte e a chi promette, scusami, sto usando un dialetto massonico che ci capiamo io Sì, e nonché Gratteri, mafioso e camorristico. no, che assolutamente è camorristico, perché c'è l'accento sì, perché tu partenopeo. sei napoletano, quindi sei camorrista. Prego, Danna, napoletano lucano ci tengo, sì. Anche perché la nonna era di Ferrandina, quindi le origini non bisogna mai dimenticarle. Bene. Mai lasciare, come del resto dice il buon Ratzinger in una Lexio Magistralis, spaziamo un po' così respiriamo, una straordinaria Lexio Magistralis, cercatela sul sito del Senato, tenuta nel 2004 dall'allora cardinale Joseph Ratzinger, in cui Ratzinger parla dell'odio di sé che sta sviluppando l'Occidente, Parole tra sante. l'altro. E io credo che voi dovreste ascoltarlo, amici. Ecco, vorrei tanto parlare di questo per respirare un po'. E invece mi tocca questo fiume in piena di fango, perché è così che ti senti. Se hai mezza convinzione da difendere, ti viene voglia di andarti a lavare dopo, per dire vediamo un po' se questa roba mi scorre via da dosso, e riusciamo a ragionare di equo processo, di come fare per evitare che il CSM venga lottizzato e di che cosa c'è di strano che ci siano due CSM. Dove sta il controllo della benedetta magistratura, se l'articolo 104 nuovo, se ci sarà, è uguale nell'incipit all'articolo vecchio? Ma la vogliamo finire di mentire a questi poveri italiani? Poi ci sono quelli che ovviamente, presi in questo bombardamento, magari gli viene negata la possibilità di sentire altre voci, e poi temo, perché io una cosa non ho sentito fino ad oggi, poi può darsi che non abbia ascoltato bene, i primi a indignarsi e a intervenire su quelle dichiarazioni dovevano essere compatti, compreso Conte, tutti i leader dell'opposizione. Perché se voi starete zitti, io non so se vi stiate rendendo conto di cosa state avallando e in quale precipizio ancora di più stiamo cadendo in questo paese. Contenti voi? Io non tanto, veramente. No, ma anche perché la prossima frontiera a livello politico, se partiamo dal discorso che chi non la pensa come noi necessariamente è un mafioso, un massone, quello che vuoi. Ora usciamo da questo caso, però se cominciamo ad andare sotto questo crinale, alle prossime elezioni noi non è che assisteremo a un dibattito su come su come i partiti vogliono vedere l'Italia tra 5 anni, nel 2032. Ma saranno discorsi del genere: tua madre è una zoccola, tuo padre è cornuto, cioè il livello poi scende a quello. Scende ancora di più, dici tu, è chiaro, dopo però il livello successivo è la rissa che si menano in dopo il diretta e livello Bruno Vespa gli successivo, conta i secondi. le pistolettate, il livello successivo. No, quello no, perché naturalmente non vogliamo arrivare a dire cose di questo genere, per carità. Però io noto che quando una persona che è parte in causa, anziché argomentare su basi giuridiche
e dire io sono per il no per questo e quest'altro motivo, dice Nino, quelli che votano sì fanno schifo, e allora stiamo andando un pochino male. Siamo d'accordo. Poi lui dice che le sue parole sono state strumentalizzate, per carità, non dubitiamo della sua buona fede, però l'impressione è stata brutta. Però scusami, strumentalizzate. Io mi permetto di fare il dietrologo, perché dico io è importante, anzi è sempre importante provare a vedere anche cosa c'è dietro per non avere sorprese, ma anche perché a volte ti aiuta a comprendere meglio un contesto. Però io mi sarei pure stufato, ma sto Capperi di procuratore ogni volta sembra quello che tira il sasso e poi nasconde la mano. No, ma hanno strumentalizzato. Ma possibile che questo è così ingenuo che si fa strumentalizzare ogni volta? Ma poi che cosa c'era da strumentalizzare? Quelle parole, anche prese a sé stanti, sono agghiaccianti. E tu sei cristallino nel tuo dire e io sono d'accordo con te, però è anche vero che se quelli che la pensano diversamente da me e sono fascisti e sono brutti e sono mafiosi e sono massoni e magari sai quelli ci sono pure delle teste di cavolo in giro che potrebbero pure passare alle vie di fatto, io non è che voglia parlare di apologia di reato, per carità me ne guardo bene, però arrivare a esasperare il clima fino a questa bassezza, e sono d'accordo con te, secondo me non abbiamo nemmeno visto il meglio, perché manca un mese al voto. Sì, certo. Presidente, manca un mese al voto, lo vogliamo fare così? No, perché se sarà così ci chiudiamo in casa con l'elmetto e non usciamo nemmeno di casa. Maurizio, senti, io devo chiudere. In sostanza ci auspichiamo che Mattarella ascolti le tue parole e, insomma, confidiamo che il Presidente voglia dire almeno una mezza parola su questo esercizio di democrazia che dopo tutto è un referendum, per cui a maggior ragione forse le parti dovrebbero confrontarsi sul merito e non sull'eventuale moralità o meno di chi va a votare. Tutto qui. Tutto ci ho detto, però poi dopo ci scambiamo le tessere. Sì, certo, mi pare chiaro, anche perché ti ricordo che c'è quell'operazione segreta nel Guatemala, anzi a proposito, sì, vedi che la parola d'ordine è cambiata questa settimana, la parola d'ordine pere che il pompelmo faccia mele. Quindi stai attento perché Signori, la volta scorsa il generale Galtieri si è incazzato. La conclusione questa volta la faccio io al posto suo. Signori, questa è Radio Libertà e questo è il nostro fantastico Nino Nanna che ci fa pensare facendoci ridere e non è una cosa facile. Pigliamola a ridere che è meglio, Mauri. Grazie. Un abbraccio forte. Se il nostro amore è un altro fallimento